Ciao Putei. E nonno vi conta, qua sempre col mio orso che mi controlla. A fiaba di un cuo, si chiama Assaiata de Rose. Eccola qua. Tanti anni fa, 1000 anni fa praticamente, sul giardino di una vecchia strega veniva fuori delle rose bianche e rosse, ma così belle che in giro non ne era mai viste dei compagni. Vicino al giardino abitava anche una donna che aspettava il suo primo puteo e aveva ciò e voglie, quelle più strane anche. Una volta domandava il pesce fritto con la marmeata, un'altra volta i uovi duri con la cioccolata e non si poteva mai far de manco di accontentarla sta donna. Un bel giorno però, a forza di guardare fuori dalla finestra e di vedere tutte quelle rose che sbocciava, ha chiamato suo marito e ha detto: mi morirò se non posso mangiarmi una bella insalata con olio, pepe e sale di quelle belle rose. Cioè, lui si andava a battere, a bussare a casa della vicina e a domandare un po' che di rose per sua moglie, proprio che non poteva far de manco. E invece che ha risposto: a roba mia non si tocca, e che ha sbattuto anche a faccia a porta in faccia. Quando che lui si tornò senza fiori, sua moglie si è messo in letto e dice che non sarebbe più arrivata neanche la mattina dopo. E ora suo marito si è fatto coraggio e di notte è scavato il muro del giardino. E la donna finalmente ha avuto le sue rose e gli è piaciuto così tanto che il giorno dopo ne voleva ancora. E il marito ha dovuto tornare a rubarle, ma invece si era accorta di tutta sta roba e in giardino aveva messo un can da guardia che doveva far bou bou non appena che qualcuno fosse entrato dentro il giardino. L'uomo però che aveva in scarsea un tocco di pan e che aveva buttato al can, che si aveva mangiato e sta sito. E stanotte di guardia che sarò mi e vediamo se il ladro riuscirà a farmi ha detto a ora e a striga. E dopo ha scavato una busa in mezzo al giardino e si è saltata dentro e si è coperto tutta di terra, passando fuori solo che a punta del naso e un tocchetto di riccia per respirare e ascoltare. Appena che si è fatto scuro, l'uomo che scavava il muro ha cominciato a tossire i fiori e dopo, passando da un rosario che altro, ha visto un fungo e un funghetto che spuntava al centro di una gioia. Oh, buoni, mi farò trifogliare questi due funghi, ha detto, e si è sbassato per torli su. Ma non si è accorto di aver ciappato invece la riccia e il naso della vecchia, finché non si è venuta fuori dalla terra. Disgrazia, ora te sei te che te mi rubi le rose. Si è messo a sigare e ha detto: adesso te mangio su il boccone. Pietà, comare, le rose, e se per mia moglie che sei incinta, ciò. Beh, scusa, ma capisco che la colpa non è solo tua. E ora ti faccio una proposta. Mi ti a sondare e ti te mi prometti che se ve ne sarà una putea, quando che avrà 16 anni, te mi porterà da me. Cioè, dopo 2 mesi, è nata una putea qua è bianca come un petalo di rosa e guance, rosse come rose. Povera figlia mia che ha detto subito: sua mamma ogni giorno mi te lavo, te vesto, te tengo in braccio, te do da mangiare e tutto quello perché dopo che a strega te porta via. Cioè, crescendo, la putea diventava sempre più bella.
E quando che avevo 16 anni, invece aveva aperto la porta del giardino e ha chiamato mentre che passava. Senti, te mi faresti un piacere? Ma certo nonna, ha detto a Putea. Te devi dire a tuo padre che il tempo si arriva e che si ricorda della promessa che gli ha fatto. A Tosetta ha riferito ai genitori e che si è disperato subito. Alla fine però si è rimandata da vecchia dicendo che di rispondere. Per la promessa che il tempo sono ancora piccoletta. Però e invece si sentiva già grande e non andava a dire una roba del genere. E così quando che aveva che domandato, oh Bea, cosa sei che ti ha detto? Ha risposto, oh, mi sono già grandita. E ora viene qua da tua nonna che ti regala una bella cosa a che ha detto a Vecchia. E l'ha portata in giardino. Là che era un gran forno pieno di cenere, a che ha detto netto ben e dopo in pissio, l'ha ordinato la striga. E a Tosetta ha obbedito. E adesso metti a testa dentro e dimmi se sei abbastanza caldo. Ha detto ancora la striga che voleva farla arrosto. E a Tosetta, non sono mica buona a me, come sai che si fa? E guarda, ha detto a Vecchia, non è difficile. E ha messo dentro la testa nel forno. E a Tosetta, e ora agacciapà e gambe della Vecchia, l'ha buttata dentro in mezzo al fuoco. Dopo si è scampata via per tornare dai suoi genitori, ma prima agassera ben a chiave a porta del giardino e nessuno lo ha più riverto che il giardino. Anche ancora un po' e se ancora sarà, non va più dentro nessuno. Ciao Putei, ciao Putei.